Età media 41 anni, un mix di esperienza e novità e par condicio tra i sessi perfettamente rispettata è la nuova giunta comunale di Rossano Veneto, nominata nelle scorse ore dal sindaco Morena Martini. Voglio un gruppo che lavori per il futuro, ha sempre dichiarato il primo cittadino, e non c'è dubbio che ci sia riuscita, perché se si aggiungono i 4 consiglieri delegati, l'età media della squadra al governo si abbassa a 33 anni e mezzo. Due conferme, dicevamo, già annunciate da tempo. Davide Berton sarà vice sindaco con delega al bilancio, al personale e ai quartieri, agli affari generali e alla sicurezza, mentre Marco Zonta si occuperà di politiche sociali, cultura, sportello lavoro e associazioni. Entra per la prima volta in giunta Elga Battaglin. Per lei, Morena Martini, che ha tenuto per sé i riferati all'urbanistica e ai lavori pubblici, ha scelto le pari opportunità, la disabilità, le politiche della famiglia e dell'infanzia. Doris Lando, invece, si occuperà di istruzione, attività produttive, ambiente ed ecologia. 4, come detto, i consiglieri delegati: Andrea Marcona allo sport, Andrea Censi alle politiche giovanili e al rapporto con la parrocchia, Giulia Galvan penserà al progetto Dopo di noi, mentre Cristina Bianchin sarà presidente del Consiglio Comunale.